La poesia, cos'è la poesia? Se non la parte più sublime dell'essere umano. Se poi ci fate caso, è l'arte massima che si può avere, perché tutto può essere poetico. Ecco, noi un quadro, un dipinto di un pittore, a volte diciamo è poetico. Il linguaggio di una persona, a volte diciamo che il linguaggio, che è dialettica poetica che ha. Ecco, tutto può diventare poetico, un paesaggio, un tramonto è poetico. La poesia è la parte più sublime dell'essere umano e la poetessa Palmamineo è, come dire, la testimonianza vivente di questo sentire. La musa molto vicino e trasforma le sue emozioni in parole che fanno emozionare il pubblico. Il poeta non è altro che un distributore. Gratuitamente il poeta distribuisce emozioni, è un distributore di emozioni, e oggi questo è quello che io personalmente, le mie sensazioni che ho, ecco, ascoltando le sue poesie, avendole lette, perché io la conosco già da tanto tempo. Quindi poesia, la parte più sublime dell'essere umano, poeta, distributore di emozioni. Questo è da tenere a mente. Bisogna avere rispetto dei poeti. Purtroppo i poeti vivono una situazione un poco particolare. Io una volta, non so se alcuni di voi, serve anche per animare il dialogo, alcuni di voi hanno visto un film che hanno mandato in onda su Rai 1 dedicato al Trilussa. Siamo al periodo più brutto della storia d'Italia. Trilussa era considerato solo perché scriveva delle poesie, ecco, che piacevano ovviamente, che avevano un senso, un significato, era considerato un qualcosa di più. Oggi i poeti non vivono questa condizione, sono molto spesso sfottuti, bistrattati, ecco, questo, e i poeti hanno bisogno di tempo per affermare davvero la loro arte, le loro emozioni, hanno bisogno di tempo affinché le persone capiscano il valore di un poeta. Questo lo vivo io in prima persona e sfido chiunque qui dei poeti presenti a dire al contrario. La poetessa oggi sta dando una dimostrazione non solo di una semplicità disarmante, vedete che poesia può uscire. A volte avere 3 lauree, 4 lauree non significa niente. A volte però avere scuole basse significa fare della poesia per far riflettere la gente. Ecco, leggete questo libro e riflettete, basta una poesia alla sera prima di andare a dormire. Questo è il consiglio che do. Ecco, scusate.